Elio Di Bella, oggi la presentazione ufficiale del tuo libro a Dimura. Ecco, perché questo titolo? Un libro assolutamente diverso da tutti quelli che ho scritto, che in genere si tratta di, diciamo, libri sulla storia di Agrigento. Ripercorro gli anni della mia infanzia, fino diciamo, dai 4 anni fino ai 16 anni pure, e ricordo nitidamente molti episodi che hanno caratterizzato quei primi anni, faccio delle riflessioni critiche anche su quello che è accaduto allora. È un inno anche di ringraziamento verso le mie zie che sono state importanti per la mia educazione, anche verso i miei amici, tra cui abbiamo Carmelo Callari, che con me in quegli anni giocavamo a pallone. Come mai questa presenza sua? E quando io ricevo, dopo 40 anni, la terza o la quarta telefonata di Elio Di Bella, che mi dice: ti ricordi? Io mi ricordo quello che ho mangiato ieri sera, non penso di ricordarlo, ma ho chiaro e nitido il ricordo di quelle giocate all'Ina Casa, di quelle partite, di quell'amicizia che dura da decenni e che rimane sempre salda tra un'epoca diversa rispetto a quella attuale. Quindi un libro autobiografico? Sì, assolutamente sì. Nello stesso tempo anche di riflessioni, perché io intorno a quegli anni comunque maturo anche un pensiero, diciamo, critico, e quindi espongo anche le mie osservazioni sul mondo, sulla realtà, sui costumi, le situazioni del tempo. Quindi c'è stato anche un cambiamento negli anni? Assolutamente, un cambiamento notevole, notevole. Immaginiamo dalla televisione in bianco e nero al film in 3D di oggi, insomma, ma anche i costumi sono cambiati tantissimo, no? Da una società molto patriarcale come era quella di allora e anche piuttosto bigotta. Oggi è una società liquida, più aperta, più capace di, diciamo, accogliere ciò che è diverso, ciò che è nuovo. Un cambiamento anche della nostra Agrigento? Eh sì, perché sono gli anni della, diciamo, della frana dovuta a quell'assalto che ha distrutto il nostro centro storico. Sono gli anni poi anche del terremoto del Belice, che ha segnato anche le nostre vite, le nostre famiglie, e sono gli anni, insomma, del dominio della democrazia cristiana, e poi adesso invece è tutto diverso. Insomma, abbiamo più sensibilità verso il rispetto del nostro ambiente, verso la salvaguardia della Valle dei Templi. Ci sono oggi molti aspetti che sono più positivi, ritengo, rispetto a tante situazioni di allora. Io ho accettato con grande piacere l'invito di Elio Di Bella a presentare questo libro, perché è un libro di ricordi, di memorie, ambientate in un posto, in un luogo in cui c'ero anch'io, sostanzialmente. Io sono stato un suo compagno di giochi, un suo amico d'infanzia, per cui poi alla fine ha voluto che ci fossi io anche a presentare questo libro. E sì, si intitola Di Muro, che era la parola che usavano le mamme, le nonne quando volevano mandare il bambino un po' via per fare magari delle faccende, eccetera. E allora li mandavano dalla signora di fronte, dalla signora della palazzina, diceva: chiedi se hanno un poco da dimuro. E addimurare vuol dire far passare il tempo, insomma. Ma questo significa che allora c'era come dire, una sorta di rete sociale, no? Familiare, una rete di solidarietà tra le famiglie, tra le persone che vivevano nello stesso luogo, e quindi di scambio, di solidarietà, appunto.